Seconda corsa, premio Magnum Algida, il gentleman di oggi, cavalli di 3 anni, sono 10 al via, 1 Amarilli Fox, 2 Alpha Pax, 3 Akita Jack, 4 Aquileia Jet, 5 Artemisia Font, 6 Amber TR. In seconda fila 7 Argo dei Greppi, 8 Atena CRP, 9 Azzurra Mark, 10 Aristide Dipa. Sul numero 3 Akita Jack, Lucia Pasqualini. Vediamo in errore il numero 1 Amarilli Fox. Veloce, proprio Akita Jack che numero prende comando. Numero 1 Amarilli Fox, seconda squalificato. Aquileia Jet. Poi vediamo di fuori Artemisia Font al largo Amber TR. Cavalli sulla curva. Primo paletto passato in 16-8, già in vistoso rallentamento. Alla fine Akita Jack decide di lasciare andare Artemisia Font che passa al comando. Ritmo blando, avanza all'esterno il numero 2 di Alpha Pax, 400 in 32,5, ma sta davanti Artemisia Font al largo Alpha Pax, poi lungo la corda Akita Jack a precedere il numero 4 di Aquileia Jet che cerca di spostare al largo in terza pariglia. Intanto i 600 vanno via in 48,8. Insiste al largo Alpha Pax e sembra sul punto di passare dopo circa un giro di corsa. Rimane quindi scoperta Amber TR che si trascina Aquileia Jet. Poi vediamo al largo anche Argo dei Greppi. Intanto la frazione qui davanti alle tribune in 15 secco. Viene fuori un primo giro in 1,38 con in vantaggio sempre Cristiano Pepponi con il figlio di Iglesias che arriva al chilometro in 1,19,8, ma al largo fa sul serio Ambertier. Intanto c'è l'errore del numero 5 Artemisia Font, Font. Poi vediamo in terza posizione dietro i due duellanti è sempre Aquileia Jet, lungo la corda ancora Akita Jack, retta di là passata in 14,8, sposta in terza ruota Aquileia Jet, ma Alpha Pax accelera. Poi lungo la corda si rifà sotto anche Akita Jack con Lucia Pasqualini. Siamo a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,3, retta d'arrivo, sposta al largo Akita Jack su Alpha Pax. Poi vediamo velocissimo di dentro anche il numero 8 di Atena CRP, ultimi 50 metri, Alpha Pax in vantaggio e viene a vincere davanti a Atena CRP al terzo Akita Jack. 1,17,6 la media al chilometro per Alpha Pax, il figlio di Iglesias che viene a cogliere la sua seconda vittoria in carriera alla guida di Cristiano Pepponi, il training di Daniele Quarneti per il signor Alessandro Rocchetti dopo aver sfondato dopo un giro di corsa. Vince ancora bene, mentre vediamo in open stretch il numero 8 di Atena CRP battere Akita Jack. La quota in chiusura per Alpha Pax 3,97.